Ecco, vai. Forza. Vai. Su. Su. Voi. Anche il reparto Salmeria è partito verso Udine per la Dunata Nazionale numero 94. 4 muli accompagnati da una ventina di alpini, prima tappa a Passariano, poi a piedi fino a Bertiolo per onorare gli amici che non ci sono più. Il viaggio proseguirà a Campoformido, da dove le penne nere raggiungeranno Udine per lo sfilamento di domenica, e nemmeno l'incognita maltempo potrà rovinare la festa alpina. Prontissimi? Sì, pronti alla partenza. Bel tempo, brutto tempo, gli alpini sempre avanti devono andare. A Colle Umberto ad aiutare nei preparativi è arrivato anche un alpino della sezione bolognese-romagnola. I Vittoria Veneto, i muli sono come, diciamo così, le frecce tricolori dell'esercito. Senza muli non si è alpini. Muli che non potevano mancare nemmeno a Udine, loro da sempre legati al corpo degli alpini, immancabili protagonisti delle adunate, amati da grandi e piccoli. Rimangono meravigliati e quindi scocca l'applauso e a noi scocca la lacrimuccia. E insieme ai 4 muli rimasti nel reparto Salmerie, alla 94esima adunata, idealmente ci sarà anche Iroso, l'ultimo mulo alpino morto 3 anni fa. Per noi non era solo un mulo. Cosa posso dire? Mi commuovo. Era un amico, perché quando ci vivi insieme tanti anni e se ne va, per noi è stata una stretta al cuore, ecco. L'impegno del reparto è proprio quello di trasmettere l'importanza e la storia di questi animali. Speriamo di trasmetterlo anche agli altri, questa emozione, e di trasmettere soprattutto conoscenza di quelli che sono questi animali, a volte troppo spesso dimenticati, e che noi amiamo davvero.